Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, oggi partita devastante, vedremo come un gran maestro è stato spazzato letteralmente via da un giocatore amatoriale. Tu dici, ma com'è possibile un gran maestro di scacchi? Non solo ha perso, ma anche in poche mosse, penso che sia una delle partite più corte che sia mai esistita e non ha perso perché si è arreso, ma perché ha preso scacco matto. Andiamo a vederla insieme. Col bianco il giocatore Bill Wall, un giocatore chiamiamolo così amatoriale, non è un professionista, non è un maestro di scacchi, nulla di tutto ciò, e con lato dei neri Orestes Rodriguez Vargas. La partita è stata giocata nel 1979. Vediamo cosa è successo. E4 e 5, cavallo F3, classiche, cavallo C6, alfiere C4, partita italiana. La conformazione quindi col cavallo in F3 e l'alfiere in C4 dal via quella che viene chiamata partita italiana, una partita che sembra noiosa, si fanno sempre le stesse cose, ma in realtà è ricca veramente di trappole. Cavallo F6 già per esempio D4 è interessante. Già di 4 lascia il nero delle possibilità, catturo qui col pedone, catturo qui col cavallo, catturo qui col cavallo, faccio finta di nulla, vado in contrattacco, cioè ci sono tante possibilità da mettere in conto. Il nero gioca la mossa migliore e per D4 e a questo punto arrocco corto. Il bianco lascia proprio così in modo tranquillo la possibilità al nero di prendersi il centro, perché nel momento in cui il nero avrà catturato anche questo pedone, il bianco non avrà più pedoni sul centro, ma ovviamente su cosa sta facendo leva il bianco? Sul vantaggio di sviluppo. Il bianco ha già arroccato ed è pronto a giocare una mossa come torre 1 e altre per andare subito a rompere le scatole. In questo momento il nero gioca H6. Converrai con me che H6 non è forse la mossa migliore in assoluto e viene un po' strana giocare una mossa di pedone laterale, no? Alle prime mosse, soprattutto quando devi ancora magari arroccare o fare robe strane. Però H6 è molto giocata, nonostante non è la migliore, è molto giocata. Probabilmente il nero ha paura di una sorta di fegatello, no? L'abbiamo già vista su questo canale, te la faccio comparire qui, l'attacco fegatello dal maestro Andrea Stella, dal gran maestro Andrea Stella, quindi forse questo. Qui il computer diceva che era meglio a questo punto accettare la sfida, no? Quando, come si dice, quando sei in ballo balliamo, dopo torre 1 si poteva difendere questo cavallo con D5, la mossa corretta del bianco sarebbe stato catturare un sacrificio momentaneo dell'alfiere, poiché adesso con cavallo C3 c'è una doppia pressione su questo cavallo, c'è un attacco sulla donna, non si può prendere il cavallo altrimenti si perde la donna con la nostra donna, e dopo una mossa di questo tipo il bianco ha sicuramente una buona posizione pari secondo il computer, però questa era la continuazione ufficiale. Il nero però non se l'è sentita di giocare in questo modo, perciò gioca H6. Su H6 ora cosa giocheresti da bianco? Ci sono tante possibilità. Il bianco gioca una mossa strana che è cavallo in H4. Un cavallo sospeso a bordo scacchiera, sembra non essere una mossa eccezionale, infatti su questa mossa il motore dà grande vantaggio del nero. Il problema è capire come sfruttare questo vantaggio. Il nero gioca giustamente cavallo per E4 facendo appunto, giocando sul fatto che c'era un attacco di scoperta, quindi non solo vado in vantaggio di un altro pedone, ma guadagno tempo minacciandoti il cavallo. Donna in H5, difendendo il proprio cavallo e allo stesso tempo minacciando matto, il famoso matto del barbiere. A questo punto come ci si difende dal matto del barbiere? La mossa che qui esigeva la posizione era Donna F6. Donna F6 teneva tutto, teneva il punto F7, la posizione del nero era solida, vantaggio di 2 punti secondo il computer, ma in partita invece è stata giocata G6. E adesso ti lascio una decina di secondi per capire da nero come punire questa spinta in G6. Allora ti dico che la mossa corretta è
alfiere per F7 ed è quella che viene giocata in partita. Se hai pensato a cavallo per G6, ok, sicuramente anche questa è buona, ma non è così forzante come alfiere F7. Alfiere F7 è scacco, il nero è obbligato a muovere il re su. Cavallo per G6, il nero non è obbligato a rimangiarti quell'altro pedone, quindi andiamo sempre in cerca di mosse forzanti. Alfiere per F7 scacco, il re cattura e ora donna per G6 scacco, il re scappa e dopo cavallo in F5 scacco matto. La partita è terminata in 10 mosse. Hai visto come anche un gran maestro può a volte, insomma, sono esseri umani anche loro e a volte possono sbagliare. Quindi cos'è che ha sbagliato? Torniamo un attimino indietro riguardando la partita. Forse H6, però non darei la colpa di questa sconfitta ad H6. La colpa sta qui in non aver visto donna F6. Si poteva, diciamo, era nell'aria un sacrificio con G6. Il bianco ha tutti i pezzi qui un pochettino all'attacco, G6 forse sì, faceva un po' paura. Tra l'altro cavallo, questa mossa qui, cavallo H4 che ha fatto il nero, il computer dice che a questo punto alfiere C5 sarebbe stata la soluzione migliore. Dopo per esempio cavallo F5 andando ad attaccare l'arrocco, il nero sarebbe dovuto infischiare e continuare ad arroccare dopo eventuali sacrifici, non so, anzi così meglio, cavallo per, alfiere per, adesso si attacca la torre e ci sono anche possibilità di matto, no? In questo modo, quindi faceva paura probabilmente una situazione di questo tipo al nero, quindi ha evitato di andare in questa posizione. Dopo per esempio torre 8, donna F3 per fare la famosa manovra, no? Per andare a dare matto, ma qui c'è cavallo E5, attacco doppio su questi pezzi e in caso di scacco ora qui c'è sia cavallo G6 ma il computer consiglia cavallo G4, tu dici ma come cavallo G4, io gioco H3 scaccio il cavallo o perdi il cavallo, non si può scacciare perché c'è l'inchiodatura, no? Della donna, ma qui il computer vede sempre cose che noi umani non possiamo vedere. D5 sostiene in qualche modo quel cavallo in G4 e attacca l'alfiere. Se l'alfiere per esempio si ritira attaccando il cavallo, beh, adesso c'è cavallo in E4 prendendo il tempo sulla donna. La donna chiaramente non può catturare questo cavallo perché adesso c'è l'alfiere in C8 e qui la situazione inizia a farsi grave. Come vedi, complicatissima, difficilissima da vedere una continuazione di questo tipo, ragion per cui su questa mossa cavallo H5 il nero non ha giocato in questo modo ma ha giocato così, il che ha permesso una donna H5, bisognava giocare donna F6, dopo donna F6 cosa dice il computer? Nulla di che, dice cavallo D2 o ritornare indietro col cavallo in F3 o cavallo D2. Bene ragazzi, abbiamo visto la disfatta di un gran maestro, anche loro ogni tanto fanno cappellate, per fortuna, altrimenti qui c'era da mettersi in croce. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito ad iscriverti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto, di venirci a seguire su Instagram e se vuoi migliorare il tuo gioco di venire all'interno dell'Accademia di Mattoscacco, academy.mattoscacco.com. Ciao!